Allora, se ho ben capito, signor Zebibbo, lei ci manda la stagista, quindi la prossima settimana qui ad Aria Fritta? Che certo che te la mando la prossima settimana. Comincia martedì prossimo. Aspetta un attimo che la chiamo. Leliana! Leliana! Mi cercavi? Che certo che cercava a te. Che cazzo è che si chiama Leliana che intra? Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, Fatti Nostri e Varia Umanità con Antonino Danna. La patrimoniale non è un tabù. Fuori su Spotify il nuovo pezzo Svuota elettorato di Ellie Schlein. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è il radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Ma un momento, signorina Liliana Derrick, lei che cosa ne pensa di quanto ha detto il compare? Viva il compare. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la di ottobre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, ma soprattutto andate a visitare radiolibertà.net, che non è più un sito sul quale vi potete anche informare, diciamo così, di su quello che facciamo, ma anche e soprattutto è diventato un bellissimo quotidiano online, quindi fesso chi non lo legge, perché vi perdete gli editoriali, cioè liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, vi perdete i giornali commentati da Giulio Cainarca, vi perdete le videopillole e tanta altra roba ancora. E allora c'è poco da fare, miei cari. Andate a visitare serenamente radiolibertà.net e soprattutto non dimenticate fesso chi non lo legge. Ma adesso cominciamo subito la nostra trasmissione e si balla con cosa? Con un pezzo del 76 di Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman, e andiamo. I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight, if necessary. Don't wanna please you, don't wanna keep you, don't wanna do it all for you. I wanna be your rubber ball. I wanna be the one.
Allora l'anno era il 1976 e questi erano Casey and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi e adesso noi apriamo la pagina vaticana. Dunque, io sono rimasto, vi dico la verità, di cose strane a questo mondo ne capitano anche troppe, ma queste certo le batte tutte, perché vedete, io sto leggendo e devo dire la verità, mi ha lasciato un po' così. Noi licenziati dallo IOR per il nostro matrimonio, il Papa ci ridia un lavoro. Siamo qua sul Corriere della Sera del 7 di ottobre, il pezzo è della collega Ilaria Sacchettoni. No, è successo questo fatto, cioè c'è una nuova regola nel regolamento dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che a torto viene definito la Banca Vaticana, e questa regola impone che se qualcuno decide di sposarsi, la paga, viene licenziato. Chi è che viene licenziato? Uno dei due coniugi a scelta. Ora ci sono questi due signori, questo lui e questa lei, Flavio e Francesca, come li chiama la collega Sacchettoni, che difesi dall'avvocato Laura Sgro è venuta alla ribalta soprattutto per la difesa della famiglia Orlandi in Vaticano. Ecco, Laura Sgro praticamente ha come clienti questa coppia che ha 3 bambini e in particolare è venuto fuori che i due hanno avuto l'annullamento del matrimonio con la Sacra Rota e dei matrimoni precedenti ovviamente, e avevano già detto nel febbraio scorso che si sarebbero sposati. Si sposano a inizio agosto, dopodiché entra in vigore questa norma tagliagambe per i matrimoni, e questa norma tagliagambe per i matrimoni fa sì che il 1 di ottobre sono stati chiamati tutti e due e gli hanno detto: da oggi siete licenziati, questa è la lettera, lavorate fino alle 16:30 e restituite i tesserini. Chi è che ha cercato una mediazione? Tra l'altro a lei, alla signora Francesca, hanno fatto a quanto pare 700 euro di multa perché la notizia era finita, non si sa come, pure sui giornali. Morale della favola, che cosa glieli hanno tolti dallo stipendio, tra parentesi. Morale della favola, che cosa succede? Succede che, ahimè, hanno cercato di far intervenire la DLV, che è l'Associazione dei Lavoratori Laici in Vaticano, dei dipendenti laici in Vaticano, ed è una sorta di sindacato che c'è all'interno dello Stato Città del Vaticano. Loro hanno provato a fare qualcosa, hanno anche emanato un comunicato stampa nel quale dicevano che si trattava di una norma retrattiva, quindi sembrava quasi fatta apposta contro di loro, ma ahimè non c'è stata alcuna pietà da parte dello IOR nei confronti di questa povera gente. Tra l'altro io ho provato a parlare con questi della DLV, se proprio lo volete sapere, ieri sera mi hanno risposto che non se la sentivano di commentare ulteriormente la vicenda. Morale della favola, che cosa succede? Succede che la signora Francesca ha scritto, i nomi sono tra l'altro di fantasia, la signora Francesca ha scritto una supplica al Papa. Ora, effettivamente, non vorrei dire, la norma è stata introdotta sulla base di una legge voluta da Benedetto XVI nel 2013 per la trasparenza bancaria e servirebbe ad evitare familismi e soprattutto ad evitare, diciamo così, scorrettezze nella pratica e nella gestione dello IOR. La cosa andrebbe anche bene, però questo Papa così attento al sociale dovrebbe sapere che per la dottrina sociale della Chiesa non pagare la giusta mercede agli operai grida vendetta a Dio. Figuriamoci cacciarli dopo che questi due si sono pure sposati in chiesa. Santità, gli ridia il posto. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Oh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Oh, baby. I be dripping so much sauce, got a bin looking like Grey Goose. Oh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. Great
Heard you say I'm not the baddest bitch, you lie. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Baby, no, I'm not a snack at all. Look, baby, I'm the whole damn meal. Baby, you ain't being slick. Don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze if the juice don't look like this. Hold up, nigga, please don't make me have to take your bitch. Shit. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch, you lie. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Hey, somebody come get this man. I think he got lost in my DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think you wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the pudding and I don't blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah. Autoscuola Sarcomaci Salvatore, in viale Gino Bramieri 154 a Vibo Valencia. Autoscuola Sarcomaci Salvatore, patenti dalla A alla D, e non è nemmeno necessario che frequentate perché ha un amico giù alla motorizzazione. Autoscuola Sarcomaci Salvatore, e quando qualcuno vi chiederà chi ti ha dato la patente, rispondete: abbiamo amici importanti alla motorizzazione. Ora io vorrei capire una cosa, signor Fog. No, non se ne vada, resti qua. Fog Days, venga qua. Dica. Fog Days, senta. Ora, l'autoscuola Sarcomaci Salvatore in viale Gino Bramieri, tutto quello che vuole, ma lei si rende conto che sta facendo pubblicità a un illecito? Cioè, quello c'ha l'amico alla motorizzazione dalle patenti dalla A alla D. Cioè, ma lei si rende conto che lei propaganda l'illegalità? E a me che me ne fotte? M'hanno pagato e lo dico, e mi faccio l'applauso da solo. Vabbè, queste sono le interruzioni, le irruzioni di Radio Vibo Super Stereo Sound 2000, purtroppo ci tocca. Non ho capito perché questi stanno mettendo radici dentro sta radio, però vabbè, qualcuno me lo dovrà spiegare prima o poi. Allora, siamo adesso alla pagina dedicata alla famiglia reale britannica, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà e questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi, avete ascoltato Juice di Liz, un pezzo del 1900, o meglio, sembra un pezzo del 1982, ma in realtà è un pezzo del 2018. Non c'è, diciamo così, altro da aggiungere perché ha veramente il tiro dei pezzi degli anni '80 senza alcun problema. Allora, andiamo a vedere adesso la pagina dedicata alla famiglia reale britannica. Hall riferisce che
Re Carlo fermerà la sua chemioterapia per 11 giorni. Secondo il Daily Mail, i dottori di Sua Maestà permetteranno al monarca di vivere questa pausa nel trattamento appunto chemioterapico in modo tale da permettergli di volare in Australia e Samoa. Va detto anche che diciamo così, i medici continueranno ovviamente a somministrargli le cure fino a quando lui non si alzerà in volo nei prossimi giorni, vi diremo anche tra poco quando, e in particolare sono però felici di comunicare che ci sarà questa sospensione del trattamento. Il tour sarà appunto un tour che comincerà il 18 di ottobre, si svolgerà fino al 26, la visita reale fino in Australia. Poi le Loro Maestà faranno una visita allo Stato indipendente di Samoa e seguiranno anche il meeting dei capi di governo del Commonwealth 2024. Buckingham Palace ha dichiarato che sia a Samoa che in Australia gli impegni del re e di Sua Maestà la Regina Camilla si concentreranno sui temi che sono intesi a celebrare il meglio di Australia e Samoa, così come anche riflettere gli aspetti del loro lavoro in quanto monarchi. In particolare, diciamo così, si è valutata la quantità di impegni che Sua Maestà Re Carlo potrà sostenere ogni giorno, ma in ogni caso, diciamo così, si è lavorato per preservare le energie delle loro maestà al loro meglio. E tutto questo alla facciazza di quella tamarra di Meghan che si è presentata col vestito rosso per pigliarsi vendetta su suo marito Pel di Carota. Ma d'altronde, come dicono in Calabria, ma anche a Edimburgo, io a Vozzi e io se la teni. Lui l'ha voluto e lui se la tiene. I know she tried, and I know she told you that she loved you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome, baby. Don't you know? Honey, ain't nobody ever gonna love you the way I try to do. L'anno era il 1970, questa era Cry Baby di Janis Joplin e adesso, signore e signori, è giunto il momento dell'appuntamento settimanale, il Premio Banana. Radio Libertà presenta il Premio Banana, il premio dedicato alla notizia più babbea di tutta la settimana. E allora siamo adesso al Premio Banana, il premio appunto per la notizia più idiota della settimana, che viene realizzato, lo vogliamo ricordare, in collaborazione con la Gatta Sociale. Andatela a visitare sulla sua pagina Facebook. E questa settimana avremmo voluto stupirvi con effetti speciali, ma la realtà, come al solito, ha preso il sopravvento.
Per cui, signore e signori, c'è un primo posto ampiamente meritato che spazza tutto. Andiamo allora col rullo di tamburi. Giocano con noi due mamme di Nocera Inferiore. La lite shock tra mamme davanti alla scuola. Una s'abbassa perfino i pantaloni. Il mio lato B è più bello del tuo. Un deprecabile episodio, signore e signori, arriva la notizia da orizontescuola.it, che però viene riportata dal quotidiano Il Mattino. Il deprecabile episodio ha causato l'attenzione di Nocera Inferiore, dove due madri, dopo aver accompagnato i propri figli a scuola, si sono trovate coinvolte in una discussione accesa. La controversia è iniziata per motivi banali, ma ha rapidamente preso una piega inaspettata. La disputa, inizialmente legata a questioni di poco conto, si è trasformata in una sfida incentrata sull'aspetto fisico delle due donne. In un gesto che ha sorpreso e scandalizzato i presenti, una delle madri ha deciso di abbassarsi i pantaloni per mostrare la propria superiorità estetica, affermando: il mio lato B è più bello del tuo. Tale atto ha suscitato reazioni di disapprovazione tra genitori e passanti, creando un clima di tensione che ha rischiato di sfociare in una rissa. Che culo! Un premio banana ampiamente meritato. Va bene, abbiamo finito per questa sera. Veramente la realtà batte qualsiasi fantasia possibile e immaginabile. Ladies and gentlemen, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo il 15 di ottobre e in replica il 16. Questa è la puntata dell'8, la troverete il 9 anche in replica alle ore 17, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è di Sammy Barbò del 1981, Aria di casa. Grazie ancora e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Seguir la scia di un aeroplano, scoprir lo scoglio dove un gabbiano va. Dove va? Che fa la nave lasciato il porto, perché un viaggio non è finito mai. Oh mai. E la mente torna a sognare un'onda, un cielo blu. Aria di casa mia, aria di libertà. Girare il mondo sul vero tende, un sacco a pelo su quale stelle via. Dov'è quell'isola del tesoro? Chi è quell'uomo che in cerca d'oro va? E la mente torna a sognare un'onda, un cielo blu. A Super Classifica Show Sammy Barbò, Aria di casa. Aria di casa mia, aria. Avete ascoltato Aria Fritta,